Sedilo, quasi al centro della Sardegna, tra Oristano e Oro. All'altitudine la campagna riarsa dei Campidani e lo sfondo arcaico del Nuorese. Non c'è mare o costa per bagnanti e turisti danarosi, né montagne per gitanti invernali. Ma a luglio, da ogni parte dell'isola, giungono i cavalieri. Dal continente giungono i forestieri. In paese intanto l'attesa è febbrile e fervono i preparativi nella vigilia passata a preparare cavalli, armi e cibi e bevande e ceri votivi e speranze e stendardi, in una commistione di elementi sacri e profani, religiosi e pagani. È l'Ardia di Sedilo. L'Ardia, festa e sagra, rito e celebrazione di un santo Costantino, fatto santo dalla volontà e dalla fede popolare, mai riconosciuto dalla Chiesa ufficiale, che tuttavia non può non partecipare, perché la festa è fondamentalmente religiosa. La sera del 6 luglio e la mattina del 7, i cavalieri spingono al galoppo i cavalli nel tentativo di superare il portabandiera per giungere davanti all'ingresso del santuario di Costantino. L'alfiere e gli amici fidati da lui scelti per scortarlo nella corsa e per ostacolare coloro che tentano di sopravanzarlo, sfrecciano tra due ali di folla giunta sul terreno della gara da ogni parte della Sardegna, mentre i fucilieri sparano continue salve perché sia lasciata sgombra la strada e per spronare i cavalli. Questa è l'Ardia, polvere dal terreno e polvere da sparo, fumo acre dai fucili e dai ceri che nella piazzetta al centro del santuario vengono continuamente accesi. Ma l'Ardia è anche la processione intorno alla chiesa. I fedeli, spesso giunti a piedi dai paesi vicini, compiono come i cavalieri i rituali fondati sul numero magico 7 e sui multipli di 7.
All'interno della chiesa, ex voto alle pareti, raccontano di occhi che non vedevano, di gambe che non si muovevano, di capelli recisi e donati al sangue, di miracoli incredibili e tuttavia creduti, invocati e ottenuti. L'Ardia è tutto ciò e altro ancora. È l'affaccendarsi delle bancarelle tutto intorno, sistemate nelle antiche costruzioni in cui si trasportavano le masserizie per i partecipanti alla cerimonia novenaria. Per 9 giorni si pregava, si pernottava spesso all'aperto, si assisteva alle celebrazioni religiose e alle esibizioni dei cavalieri, si scioglievano e si formulavano voti e naturalmente si mangiava e si beveva. Ancora esistono le cumbesias, ma l'aspetto turistico e folclorico ha preso il sopravvento su quello religioso e il torrone è forse più consumato dei rosari, che tuttavia ancora appaiono e scompaiono sgranati dalle dita veloci delle donne. La birra ha largamente sostituito vino e vernaccia. Del resto anche il panorama è mutato profondamente, rimangono immote presenze di pietra in nuraghi scalati da turisti in pantaloncini corti. Il lago Amodeo, che di scorcio appare dalla collina dell'Ardia, ancora conserva qualche tronco fossile, non trafugato come souvenir dai giganti di passaggio. Le torri metalliche di Ottana si stagliano su un orizzonte di incertezze e di perplessità.
Dopo le schermaglie dei portabandiera, dopo il galoppo sfrenato, dopo gli spari, dopo le soste rituali davanti alla chiesa, l'Ardia è finita. Le ragazze salgono sulle cavalcature accanto ai cavalieri che attraversano il paese. Li segue la banda e lo sguardo avido dei turisti che non hanno forse capito nulla, che forse non sanno nulla delle 1000 speranze ancora una volta affidate al santo che non è santo. I turisti che hanno compianto i cavalli spronati a sangue, che hanno fotografato emozionati i colpi di bandiera che i cavalieri si sono scambiati, che hanno sorriso con sufficienza davanti al parroco a cavallo o ai quadretti votivi appesi alla sagrestia del santuario. Riporteranno tutto, foto e sorrisi, ricordi e impressioni nelle loro città. A Sedilo rimarranno speranze e preparativi per il prossimo anno, polvere e ceri spenti, e il coraggio da impiegare nella prossima corsa e i voti silenziosi per un futuro migliore.